Si voterà domani e lunedì in diversi comuni dell'isola, tra cui Caltanissetta, Gela e Pachino. Il responsabile del Codacons di Agrigento, Giuseppe Di Rosa, convocato in audizione parlamentare antimafia e corruzione per la richiesta di scioglimento del comune di Agrigento il prossimo 26 giugno a Palermo. Assemblea straordinaria oggi per eleggere il presidente dell'Associazione Vittime Civili di Guerra della nostra provincia. Inaugurata ieri alla Lucchesiana la mostra su Pirandello e la biblioteca di Monsignor Boccamazza. Il capo della Protezione Civile siciliana, Cocina, convoca i prefetti dell'isola per discutere sull'emergenza idrica nella regione. A Catania 6 giovani arrestati dalla Polizia di Stato nell'ambito dell'operazione Disco Gang. Aggredivano le persone all'interno delle discoteche catanesi. Il nido Tartarughe Caretta Caretta a Realmonte sarà il sito di nidificazione più studiato e controllato dalla storia. Al via l'estate empedoclina per 1 a 3 giorni dedicata alla musica alla Torre Carlo V. Si terrà a Messina la finale di Coppa Italia di Beach Soccer, ultime novità in casa Acragas, Mercante è il nuovo tecnico dell'Aragona. Buongiorno, benvenuti con l'appuntamento odierno del nostro TV Notizie. Domenica e lunedì si svolgeranno i ballottaggi delle elezioni amministrative in Sicilia. Sono 3 comuni isolani che torneranno al voto per eleggere il sindaco. Si tratta di Caltanissetta, Gela e Pachino. Il servizio. Domenica e lunedì si svolgeranno i ballottaggi delle elezioni amministrative in Sicilia. Saranno 3 i comuni isolani che torneranno al voto per eleggere il nuovo sindaco. Si tratta dei comuni di Caltanissetta, Gela e Pachino. Le urne saranno aperte domenica 23 giugno dalle 7 alle 23 e lunedì 24 dalle 7 alle 15. Nel corso delle operazioni di voto sul portale delle elezioni della regione siciliana saranno pubblicate 4 rilevazioni dell'affluenza. Nello specifico si faranno alle ore 12.30, 19.30 e 23.30 di domenica, mentre alle ore 15.30 di lunedì. Disponibili sulla stessa piattaforma i dati degli scrutini che inizieranno lunedì a seguito della chiusura delle urne. Le amministrative in Sicilia, il voto espresso nei giorni di 8 e 9 giugno non è bastato per dare un nuovo sindaco ai territori di Caltanissetta, Gela e Pachino. Non è stata infatti raggiunta la percentuale richiesta per poter accedere alla proclamazione di un nuovo cittadino. A Caltanissetta la sfida è tra Annalisa Maria Petitto e Walter Tesauro. La prima è candidata del centro-sinistra, il secondo candidato del centrodestra. Nel Nisseno si voterà a Gela e dovranno scegliere tra Grazia Cosentino del centrodestra e Terenziano Di Stefano del centrosinistra. Infine, in provincia di Siracusa, a Pachino, è sfida tra Rosaria Fronterre e Giuseppe Gambuzza. Il responsabile regionale trasparenza enti locali dell'associazione Codacons, Giuseppe Di Rosa, è stato convocato dalla Commissione parlamentare speciale d'inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia per un'audizione che si terrà mercoledì 26 giugno alle ore 11 a Palermo. Il servizio. Il responsabile regionale degli enti locali dell'associazione Codacons, Giuseppe Di Rosa, è stato convocato dalla Commissione parlamentare speciale di inchiesta e di vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia per un'audizione che si terrà mercoledì 26 giugno alle ore 11. La convocazione è stata firmata dal Presidente della Commissione Antimafia Antonello Cracolici, che in precedenza aveva ricevuto una sollecitazione a firma del Presidente Schifani. L'audizione è stata chiesta dallo stesso Di Rosa a seguito dell'arresto del capo di gabinetto della Polizia Locale del Comune di Agrigento e da successivo arresto di un consulente del sindaco sul PRG implicato insieme a un altro consulente sempre dal sindaco in caso di mafia ed appalti nel catanese. La richiesta era stata inoltrata l'11 febbraio 24 per essere ascoltati dalla Commissione regionale antimafia e corruzione con la finalità di sollecitare un intervento ispettivo per valutare eventuali condizionamenti nel comune di Agrigento, più volte denunciati sempre da noi in precedenza.
Di Rosa, nella sua qualità di responsabile regionale trasparenza enti locali del Codacons, ha sollecitato l'intervento per discutere su una serie di gravi irregolarità, presunti atti di corruzione che hanno riguardato il comune di Agrigento. Giuseppe Di Rosa attende ora di essere ascoltato dalla Commissione, auspicando che il suo intervento possa contribuire a far luce sulle vicende segnalate e a ripristinare la trasparenza e la legalità all'amministrazione comunale di Agrigento. Il coordinatore del movimento politico Primavera Empedoclina, Luigi Gino Grillo, esprime piena soddisfazione all'esito delle elezioni europee che si sono svolte lo scorso 8 e 9 giugno e lancia una proposta a tutti coloro che si riconoscono come moderati, centristi e cattolici impegnati in politica e il servizio. Il coordinatore del movimento politico Primavera Empedoclina, Luigi Gino Grillo, esprime piena soddisfazione all'esito delle elezioni europee che si sono svolte lo scorso 8 e 9 giugno e lancia una proposta a tutti coloro che si riconoscono come moderati, centristi e cattolici impegnati in politica. Il risultato di questa consultazione elettorale, esordisce Gino Grillo, è la dimostrazione che i cattolici impegnati in politica rappresentano una risorsa fondamentale con una grande prospettiva di allargamento. Le istituzioni tutte non possono fare a meno del valore della nostra dottrina sociale, che è un elemento imprescindibile per ogni iniziativa. È più essenziale, aggiunge Gino Grillo, che i moderati trovano una casa comune occupando insieme quello spazio che storicamente gli compete e della quale parlare con una voce univoca. Riteniamo, continua Gino Grillo, che questa casa comune sia costituita dal Partito Popolare Europeo, per il quale ci siamo già spesi nelle ultime competizioni politiche in quanto centristi, moderati, cattolici, impegnati in politica, nonché europeisti convinti, scegliendo Forza Italia, noi moderati. È necessario, sottolinea Gino Grillo, raccogliere gli altri moderati ancora alla ricerca di una giusta collocazione. Con il nostro movimento Primavera Empedoclina, conclude il coordinatore, valuteremo se farci promotore nelle prossime settimane di un incontro provinciale con coloro che si riconoscono nei valori del Partito Popolare Europeo per camminare tutti insieme. E si svolgerà stasera al Dioscuri Palace di Agrigento, a San Leone, un convegno organizzato dall'UDC provinciale agrigentino sull'impegno dei cattolici in politica e il valore della dottrina sociale. Interverrà l'onorevole Decio Terrana nella sua qualità di coordinatore regionale, l'onorevole Salvino Caputo, Gero Palermo, Emilia Di Piazza. Concluderà l'evento l'onorevole Lorenzo Cesa, segretario nazionale dell'UDC. E si è svolta stamani l'assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, sezione di Agrigento, per l'elezione del presidente provinciale e del consiglio provinciale. Nel corso dell'assemblea sono state anche consegnate le attestazioni alle scuole che hanno partecipato al concorso indetto dal Ministero, il servizio. Oggi si celebra il congresso dell'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra qui presso la Sala Parzelo con tanti punti all'ordine del giorno. Ecco, parliamo anche della vostra attività che voi fate quotidianamente durante l'anno nel territorio. Allora, intanto oggi si celebra l'Assemblea provinciale per l'elezione degli organi provinciali dell'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra. Ci sono stati diversi anni di commissariamento, siamo riusciti a coinvolgere sia i soci effettivi vittime civili di guerra del 1943, sia praticamente figli di invalidi che si sono avvicinati alla nostra associazione ed ancora i promotori di pace che si possono iscrivere nella nostra associazione. Noi continuiamo sempre il nostro impegno nelle scuole, ogni anno viene bandito un concorso scolastico che praticamente di concerto con il MIUR viene appunto svolto ogni anno. E devo dire che quest'anno è stato premiato l'Istituto Michelangelo, ma anche l'anno scorso praticamente un istituto, l'Anna Franchi, è risultato vincitore. Ed ancora noi andiamo sempre nelle scuole dove praticamente portiamo il nostro messaggio di pace e di solidarietà, che è attualissimo oggi rispetto ai conflitti che affliggono il mondo. A tal proposito posso dire che in questo momento ci sono 31 conflitti praticamente nel mondo, non c'è solo l'Ucraina, non c'è solo la Palestina,
ma praticamente con il nostro Atlante storico abbiamo documentato tutti i conflitti che insistono nel pianeta. Quale sarà il progetto futuro del prossimo anno sociale? Allora, intanto diciamo che noi svolgiamo l'attività istituzionale nel territorio, sempre con i laboratori scolastici. Adesso uscirà il nuovo bando chiaramente dedicato alle scuole e quindi, anzi, stamattina premieremo anche delle scuole che hanno partecipato allo scorso concorso scolastico, e poi le attività che chiaramente verranno indirizzate da Roma, cioè dalla Presidenza nazionale. A tal proposito mi permetto di rivolgere un ringraziamento per la stima e l'apprezzamento rivolto alla mia persona dal Presidente nazionale Michele Vigne e dal Segretario Generale Roberto Serio, presente oggi qui con noi. Assessore alla pubblica istruzione, presente a questa assemblea dell'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, considerando anche il loro impegno nella dimostrazione che hanno verso gli istituti scolastici. Molte scuole quest'anno, come gli anni precedenti, hanno partecipato alle iniziative dell'associazione, che ha bandito un concorso proprio per sensibilizzare gli alunni delle scuole agrigentine sul tema. Un tema quanto mai attuale, si parla oggi di guerra più che mai, e non solo della guerra in Ucraina o delle guerre nel territorio israelo-palestinese, ma ci sono tante altre guerre che sono meno conosciute, e le vittime sono sempre le stesse. Quelle vittime civili che sono impotenti di prendere una scelta, di prendere posizione, ma che subiscono la scelta dei potenti. Guerre fatte spesso solo per la brama di potere o per la brama di conquista vedono le vittime negli innocenti, nelle famiglie, nei bambini, e quindi dobbiamo illuminare ed accendere i riflettori su una tematica tanto sensibile. È importante che i ragazzi sappiano che oggi poter vivere in una città e in una nazione libera, democratica, che dà la possibilità a tutti di poter esprimere liberamente la propria opinione, non è un qualcosa di scontato. Ci sono persone che oggi combattono per avere questi diritti, e dobbiamo fare in modo che i ragazzi, le generazioni future più che mai, non commettano gli errori che stiamo commettendo noi oggi. Oggi siete premiati per il vostro impegno qui presso l'Associazione Nazionale Vittime Civili, per quello che avete fatto anche come Istituto Agrigento Centro. Sì, per noi è un appuntamento importante, quello del concorso nazionale all'Associazione Vittime Civili di Guerra. È un'occasione per sensibilizzare gli alunni sul tema della pace, un tema attuale che coinvolge tutti. Le nuove generazioni sicuramente sono quelle che devono essere formate al valore della pace. Anche lei coinvolto come parente di una vittima della guerra? Sì, proprio Barone Bernardo, mio nonno, proprio nonno paterno, Barone Bernardo, residente ad Agrigento, è deceduto proprio sotto i bombardamenti del luglio 1943, al quale sono sempre legato tramite la figura emblematica di questo uomo che ha portato il mio nome e del quale io sono fiero. Quindi sono qui anche per questo, perché ho seguito in questi anni l'iniziativa e la ricostruzione e la risistemazione di questa associazione, che molto deve e che molto ha trovato anche ad Agrigento e in tutta la Sicilia, perché non in tutta Italia, per rinnovare i problemi delle guerre e della pace, perché ora si chiama anche Associazione per i promotori di pace. E a questo punto non si può non dire che questa associazione deve anche muoversi nell'ambito della solidarietà, che proprio in questi giorni purtroppo ha avuto una piccola ferita, speriamo rimarginabile perché siamo ancora in tempo, speriamo anche grazie al Presidente della Repubblica che si metta proprio un freno a quello che si può chiamare, oggi chiamano la devoluzione, anzi si chiamava la devoluzione e che oggi si chiama autonomia differenziata, però in maniera che spezza l'Italia. Noi non siamo per lo spezzattamento dell'Italia, noi siamo per l'unità d'Italia, per la bandiera italiana nella quale crediamo e per la quale sono morti i nostri nonni, sia nella prima, sia nell'epoca risorgimentale, sia nella seconda guerra, come il mio povero nonno. Presentata ieri presso la Biblioteca Lucchesiana la mostra dal titolo Luigi Pirandello e la biblioteca di Monsignor Boccamazza. Noi abbiamo seguito l'evento.
Parliamo di questa mostra su Pirandello qui alla Lucchesiana. Devo subito dire che il titolo del convegno della mostra è Luigi Pirandello alla biblioteca di Monsignor Boccamazza. Perché abbiamo dato questo titolo? Perché nel romanzo Il fu Mattia Pascal lui ambienta il personaggio in questa biblioteca e dà un nome al fondatore, Boccamazza, e per questo abbiamo ripreso il titolo. E questa iniziativa è stata voluta, patrocinata dal Parco Archeologico, quindi in collaborazione con la Biblioteca Lucchesiana, l'artefice sia del convegno come anche della mostra, quindi la raccolta dei documenti, dei testi che sono esposti, è stato l'artefice la dottoressa Cristina Iacono, al quale ufficialmente devo esprimere la mia immensa gratitudine. E questa è un'iniziativa di grande importanza, di grande livello, perché fa vedere il legame e il rapporto che Pirandello ha avuto con la biblioteca lucchesiana, cioè non è stata una cosa di secondaria importanza, ma questa istituzione, questa biblioteca è rimasta nella memoria di Pirandello, tant'è che lui ne parla sia nel Fu Mattia Pascal come anche nei vecchi e giovani. Abbiamo cercato di portare ad Agrigento le lettere di Luigi Pirandello al Monaci, una delle quali è molto importante perché Pirandello viene alla Lucchesiana e scrivendo al Monaci elenca tutti i manoscritti che lui ha consultato e ha visionato in questa biblioteca. E proprio oggi mettiamo esposti queste lettere e tutti i volumi, i manoscritti che Pirandello ha visionato a partire dal Sallustio, che Pirandello definisce un Sallustio bellissimo. E poi ci sono anche altri libri molto importanti, altre opere molto importanti che Pirandello ha consultato e che ha portato insomma alla conoscenza e che porteremo noi alla conoscenza di tutti i visitatori che verranno a visionare questa mostra. In questo percorso espositivo ha trovato posto i vecchi e giovani, un manoscritto di Luigi Pirandello che appartiene al fondo storico della Biblioteca Museo Luigi Pirandello, ed è proprio nei vecchi e giovani che Pirandello parla dei manoscritti arabi, e quindi a corredo di questo manoscritto abbiamo esposto anche dei manoscritti arabi. Quanto è importante questa mostra oggi qui alla Lucchesiana? È importantissima perché consente di ricostruire tutto un tessuto che noi non conoscevamo del rapporto fra ciò che c'è nella biblioteca, i codici arabi e così via, e ciò che Pirandello poi riversa nella scrittura dei vecchi e giovani, come anche e soprattutto del Fu Mattia Pascal. Poi senta, trovarsi qui in questa Lucchesiana è qualcosa di magico. Quanto è attuale il pensiero di Pirandello oggi? Tant'è vero che anche il Ministero ha riportato un suo pensiero negli ultimi esami di Stato, no? Pirandello è un genio assoluto del Novecento e non solo italiano, e quindi come tutti i geni ha la capacità di prefigurare il futuro, quindi le malversazioni del potere tecnologico, ma anche purtroppo, mi perdoni la battuta, ha avuto anche il pregio di comprendere che cosa possa essere l'autonomia differenziata. I vecchi e giovani sono un romanzo profondamente meridionalista che mette il dito sulle piaghe, ecco, del meridione. Pirandello avrebbe dovuto lavorare su questi codici arabi e su tutti questi volumi che sono stati qui raccolti di straordinaria importanza, Cicerone, Sallustio, eccetera, per incarico del suo professore Monaci, di cui ci sono qui le lettere per la prima volta esposte. Il problema era che Pirandello era, oltre ad essere un genio, era un superbo bugiardo, e quindi inventava tutte le scuse per non adempiere al compito che Monaci gli aveva dato, che era quello di studiare a fondo questi testi e dirgliene, relazionargliene.
capo della Protezione Civile regionale, Salvo Cocina, incontra i prefetti siciliani per discutere sulla crisi idrica nella nostra regione, in particolare sull'emergenza nelle province di Agrigento, Trapani e Caltanissetta. La corrispondenza. Il concetto è chiaro, almeno per chi guida la cabina di regia istituita da Palazzo Orleans con l'obiettivo di arginare la gravissima crisi idrica che schiaccia la Sicilia. La clessidra e gli sgoccioli, i soldi ci sono e comunque bisogna agire immediatamente per attuare il piano d'emergenza approvato da Roma poco più di una settimana fa. Nessuno può accampare scuse e questo è il messaggio che il capo della Protezione Civile regionale, Salvo Cocina, ha rilanciato ai soggetti attuatori del cronoprogramma in questione, riuniti in un vertice urgente, convocato insieme ai prefetti delle province più colpite dallo stato di siccità, ossia Agrigento, Enna, Caltanissetta, Trapani e Palermo. Non c'è più tempo da perdere. I 20 milioni di euro in arrivo da Roma come prima tranche di aiuti per trivellare o riattivare nuovi e vecchi pozzi ed evitare che paesi e città restino a secco durante l'estate devono essere subito messi a terra dai singoli municipi chiamati in causa, dai consorzi di bonifica, dagli enti delegati alla gestione del servizio idrico e soprattutto dalle ATI, le assemblee territoriali idriche formate dai comuni, responsabili dell'approvvigionamento e della diffusione dell'acqua potabile, così Cocina, il quale continua, e che hanno in mano la fetta più grossa del piano d'emergenza, ma che a tutt'oggi per buona parte delle opere non hanno ancora i progetti pronti, pur contando, conclude Cocina, su tutte le deroghe consentite dalla crisi e sulle risorse necessarie per avviare i cantieri. 6 giovani catanesi appartenenti a una baby gang sono stati arrestati dalla Polizia di Stato nell'ambito dell'operazione Disco Gang, coordinata dalla Procura della Repubblica di Catania. Aggredivano le persone all'interno delle discoteche catanesi. Operazione Disco Gang. 6 giovani accusati di far parte di una baby gang dedita a violente aggressioni all'interno di discoteche a Catania sono stati arrestati dalla polizia. Indagini della squadra mobile della questura, coordinate dalla procura, hanno permesso di ricostruire la dinamica dei pestaggi effettuati nei scorsi mesi di febbraio e marzo ai danni di vittime prese di mira per futili motivi e senza un'apparente ragione all'interno di 2 note discoteche della Movida catanese. Nell'ambito delle stesse indagini sono stati notificati ai destinatari della misura altrettanti DASPO Willy emessi dal questore di Catania, che prevedono per 3 anni il divieto di accesso alle discoteche e ai locali della provincia di Catania. Si tratta di Domenico Bosco, 21 anni, Salvatore Condorelli di 25, Giovanni Stuppia di 20, Orazio Foti 25 anni, Leonardo Manganaro 20 anni e Antonino Privitera di 25 anni. Gli indagati, rintracciati nella mattinata del 20 giugno nelle loro abitazioni dopo l'espletamento delle formalità di rito, sono stati sottoposti alla misura degli arresti domiciliari. Uno di essi è però risultato irreperibile. 2 medici indagati favorivano il boss Matteo Messina Denaro, hanno detto di averlo curato ma non sapere chi fosse. La corrispondenza da Trapani. Sarebbero 2 i medici indagati per favoreggiamento aggravato nell'ambito dell'inchiesta sulla rete dei presunti fiancheggiatori che hanno aiutato Matteo Messina Denaro durante la latitanza. E sono il gastroenterologo ed endoscopista di Marsala Francesco Bavetta e il chirurgo dell'ospedale di Mazzara del Vallo Giacomo Urso. Entrambi i professionisti ebbero cura dell'allora latitante nell'autunno del 2020. Bavetta è lo specialista che il 5 novembre di 4 anni fa diagnosticò al capomafia il cancro al colon attraverso una colonoscopia. Il paziente, che si sarebbe presentato col nome di Andrea Bonafede, era arrivato a lui attraverso Giovanni Luppino, imprenditore poi arrestato il 16 gennaio insieme al boss. Nel covo di Messina Denaro sono stati trovati i referti compilati da Bavetta e intestati proprio a Bonafede.
Il medico, sentito dai PM, ha ammesso di aver eseguito l'esame, ma ha anche sostenuto di aver saputo solo dopo la cattura che il paziente in realtà era Matteo Messina Denaro. Urso invece è il chirurgo che a soli 4 giorni dalla diagnosi di bavetta ha operato di cancro il capomafia. Anche lui, interrogato, ha negato di essere stato a conoscenza della vera identità del malato. Così si legge dalle cronache il quadro di connivenze in favore di Matteo Messina Denaro fuori e dentro le strutture sanitarie sta assumendo dimensioni allarmanti e imporrà ulteriori approfondimenti che saranno svolti in un contesto che fino ad ora non ha mostrato alcuno spirito collaborativo. E quanto riportato dai PM di Palermo nella richiesta di misura cautelare che mesi fa portò proprio all'arresto di un altro esponente della sanità, il tecnico radiologo dell'ospedale di Mazzara del Vallo, Cosimo Leone, indagato insieme all'architetto Massimo Gentile, il professionista che prestò l'identità anche lui al boss, ma anche a un terzo favoreggiatore. Al momento le presunte collusioni nell'ambito medico, scoperte oltre a quelle ipotizzate tutte da verificare a carico di Bavetta e Urso, sono 2, oltre al medico curante del padrino Alfonso Tumbarello Leone, che avrebbe aiutato il capomafia dopo la diagnosi del tumore chiedendo di cambiare turno e facendo coincidere la sua presenza in ospedale con gli accertamenti diagnostici subiti dal capomafia e informando costantemente della salute del paziente un altro fiancheggiatore, Andrea Bonafede, cugino e omonimo del geometra, che aveva di fatto prestato sino a quel momento l'identità al boss affinché potesse curarsi. Il nido di tartaruga Caretta Caretta di Realmonte sarà il sito di nidificazione tra i più studiati e controllati dalla storia. Il servizio. Lo scorso 28 maggio una grossa tartaruga Caretta Caretta ha deposto le sue uova nel nido Caeso a Realmonte. Tutta l'operazione di deposizione delle uova è stata filmata da Manemico, che poi ha chiesto e ottenuto la collaborazione del personale del WWF Italia che gestisce la riserva di Torre Salsa a Siculiana. Il giorno dopo l'evento in spiaggia è arrivato il personale dell'Istituto Zooprofilattico di Palermo per prelevare le sabbie, analizzare le acque del mare prospiciente e registrare la temperatura delle stesse. Ieri nella spiaggia è venuta la dottoressa Buscarino del CNR e il professore Arculeo dell'Università di Palermo del Dipartimento Strategie della Biodiversità, autorizzati dal Ministero dell'Ambiente al monitoraggio dei nidi di tartaruga Caretta Caretta per la Sicilia meridionale, che hanno collocato sotto la sabbia, nella vicinanza dello stesso, un rilevatore acustico e un rilevatore termico. Questi strumenti serviranno a monitorare il nido e potranno registrare il rumore delle tartarughine quando romperanno i gusci delle uova che li contengono. Al nido Caeso della Marina di Realmonte è stata posizionata anche una telecamera di sorveglianza che sta registrando tutto quello che accade intorno al nido, e sin dal mese di luglio trasmetteremo online le immagini. Questo permetterà agli utenti internet del mondo di monitorare il nido, seguire la schiusa delle uova che è prevista nella seconda metà del mese di luglio. Linea alla regia per la pubblicità. Dopo 47 anni e 2 mesi di servizio, di cui 17 svolti come dirigente scolastica presso l'Istituto Comprensivo Careal di Capuana di Raffadali, la dottoressa Silvana Spirio festeggia la sua meritata quiescenza presso il Rotary di Raffadali, alla presenza dell'ex provveditore agli studi Zarbo, del personale docente, dell'autorità civile e militare e del sindaco Cuffaro. Il servizio.
lavoro, soddisfazioni professionali tantissime, rapporti umani bellissimi, 17 anni vissuti in serenità, che mi hanno arricchito tanto, perché ho incontrato tante persone sia professionalmente che umanamente e che porterò sempre nel mio cuore. Ora però devo andare a riposarmi perché 47 anni sono tanti. Io in qualsiasi posto sono andata ho sempre portato me stessa e in qualsiasi posto sono andata ho trattato le persone prima come persone e poi nel riconoscimento del loro ruolo, quindi non mi interessava se era un collaboratore scolastico, perché il ruolo veniva dopo, prima veniva la persona speciale del collaboratore scolastico. Cerco di lasciare una scia di profumo intorno a me, perché chiunque mi stia attorno ne possa godere un po' di questo profumo. Non è altro che un profumo, guardi, di semplicità, di umiltà, di apertura, di accoglienza e di ascolto, non è altro. Ritornare ad Agrigento, festeggiare una preside, ma vorrei dire una maestra in tutti i sensi di vita, una che con la sua signorilità è riuscita a creare una comunità educante unica forse nella nostra provincia, non perché le altre scuole, ma lei con la sua signorilità e col suo amore verso gli studenti e gli alunni ha veramente costruito qualcosa di indelibile e che nessuno potrà mai dimenticare. 47 anni di servizio la dicono lunga, la sua dolcezza, il suo amore per la scuola ha fatto sì che oggi più si possa dire la scuola continuerà sulle orme del suo insegnamento. Io quasi quasi ritornerei un po' indietro e se pensasse un attimo a Bargana, alla scuola di Don Milani, capiremmo come il lavoro di Silvana sia stato un lavoro sulle orme, su quei valori di cui la scuola ancora oggi ha bisogno. Silvana Spirio è arrivata a Raffadale nel 2007, quando io sono stato eletto sindaco, quindi 17 anni di collaborazione, 17 anni di impegno per cercare di migliorare la struttura, di soddisfare tutte le richieste e le esigenze che il mondo scolastico ha avuto in questi anni e devo dire lei con l'autorevolezza che aveva riusciva ad ottenere senza mostrare i muscoli, soltanto con il modo di chiedere già metteva in condizione l'amministrazione nel cercare di soddisfare tutto ciò, le esigenze che lei aveva. È stata una grande dirigente scolastica, come sindaco ho il dovere di ringraziarlo per tutto ciò che ha fatto per la mia comunità. Silvana è ancora giovane, quindi ha una vita davanti, tante belle mille cose. Lei è una molto creativa, è una che sicuramente riuscirà ad occupare il tempo della sua giornata cercando di fare delle cose positive e di costruire ancora un futuro migliore per lei e per la sua famiglia. Il gran caldo e gli incendi, roghi in diverse province, la situazione in Sicilia. La corrispondenza da Palermo. Forestali, vigili del fuoco e volontari della protezione civile e in alcuni casi con i Canadair e gli elicotteri sono stati impegnati in 8 incendi ieri in Sicilia. 2 sono divampati in provincia di Agrigento, 4 in provincia di Catania, 1 ad Enna e 1 a Palermo. Nel catanese a Licodia Eubea, in contrada Boschitello, a San Gregorio di Catania, in contrada Carubazza, a Vizzini, in Bosco Sant'Angelo, a Caltagirone, in contrada Terrana, nell'Agrigentino a Cianciana in contrada Canalotto e a Ribera in contrada Giardinello, nel Palermitano a Caccamo in contrada Chiusa e nell'Ennese ad Aidone in contrada Botte. A San Gregorio sono intervenute 2 elicotteri, mentre a Licodia Eubea 2 Canadair e un elicottero, a Caltagirone un elicottero e un Canadair. E oggi con la temperatura prevista di 40 gradi a Catania non va di certo meglio.
Al via ieri sera a Porto Empedocle l'Estate Empedoclina, il primo appuntamento con una 3 giorni dedicata alla festa della musica, con le notti jazz, che ha visto l'esibizione di Rodolfo Pagano alle tastiere, Alessandro Scibetta al sax, Tonino Bruccoleri alle percussioni, Carlo Scibetta al basso. Gli incontri musicali continueranno anche stasera e domani presso la Torre Carlo V a Porto Empedocle. Noi eravamo sul posto. Toni Bruccoleri, musicista, oggi al via la 3 giorni dedicata alle notti del jazz e alla festa della musica. La festa europea della musica si tiene il 21 giugno in tutta Europa e questa è già la terza volta che ho l'onore di partecipare grazie all'Umpli che ci ha voluto. Stasera è dedicata alle bande. E la banda, specialmente a Porto Empedocle, ha una grandissima tradizione. Ricordiamo i maestri San Filippo, i maestri Riguccio, e nel loro solco, tant'è vero che il complesso bandistico si chiama appunto Bellini Riguccio, città di Porto Empedocle. È un omaggio bellissimo al passato che tanti musicisti che sono venuti, hanno mosso i primi passi nella banda, adesso sono musicisti di prima categoria come Carmelo Salemi o Gaetano Agro. Stasera ci sarà anche la famiglia Scibetta, Carlo Scibetta che è il direttore musicale e artistico del complesso bandistico, dell'associazione turistica complesso bandistico Bellini Riguccio città di Porto Empedocle, e in collaborazione con l'ingegnere Paolo Savatteri, presidente dell'associazione turistica Proloco di Porto Empedocle e dell'Umpli di Agrigento, si è voluto fare stavolta, invece di fare una sola serata, 3 serate dedicate al swing e al jazz. Stasera c'è il quartetto Dreamy Quartet e domani sarà invece un quintetto con la voce di Francesca Velotti e Tano Ferdisi alle tastiere, mentre stasera c'è Rodolfo Pagano e con Misty Quintet dedicato sempre a Errol Garner, che è uno dei più grossi jazzisti pianisti del mondo, che ci ha lasciato questi 2 tesori, appunto Dreamy e Misty. Mentre domenica sempre alle 21:30 in questa stupenda cornice della Torre Carlo V si esibirà il quartetto di Carmelo Salemi con il suo gruppo. È una bellissima realtà la Torre Carlo V, dobbiamo dare merito anche all'amministrazione comunale che sta valorizzando questo monumento, e grazie soprattutto a persone come l'ingegnere Savatteri e l'amministrazione comunale che questa meravigliosa Porto Empedocle può andare avanti e dà lustro sempre alla nostra provincia. Ingegnere Savatteri, al via questa 3 giorni con la festa della musica qui presso la Torre Carlo V a Porto Empedocle. Sì, noi è dal 2018 che festeggiamo la giornata della musica europea, il 21 di giugno, giorno del solstizio d'estate, e ogni anno abbiamo partecipato grazie all'accordo che la nostra organizzazione, l'Umpli, ha stipulato con l'AIPFM, che è l'associazione che per conto del Ministero dei Beni Culturali organizza la festa della musica. Quest'anno abbiamo pensato, come diceva Tonino Bruccoleri, a una kermesse di 3 giorni dedicata al jazz. Quindi siamo contenti anche perché abbiamo avuto un riscontro con l'amministrazione comunale che ha creduto molto in queste 3 serate. Voi organizzate sempre delle iniziative varie, lo ricordiamo l'ultima, il Giro della Ferrari, delle macchine. Cerchiamo di animare il territorio, noi come custodi, ci chiamano tutti custodi del territorio, quindi cerchiamo di animare il territorio, di valorizzare le bellezze che abbiamo, i beni che abbiamo, questa torre che si presta per queste serate, e quindi diamo il nostro contributo allo sviluppo di questo nostro territorio.
Passiamo dallo sport, si terrà a Messina la finale di beach soccer di Coppa Italia 2024. La corrispondenza da Messina. Importantissima vetrina, primo perché siamo nel posto più bello d'Italia e in uno dei posti più belli del mondo e più suggestivi. Secondo perché è un evento di caratura appunto nazionale importante, Coppa Italia, ci sarà la diretta DAZN per tutti e 3 i giorni della Coppa Italia, allo stesso tempo verrà allestito un villaggio, quindi di giochi, di food e con dei campi per l'Under 17 e quindi ci saranno attività per almeno 15 giorni e poi ci saranno i 3 giorni della Coppa Italia. Questo lascia ovviamente bene immaginare che ci sarà una fortissima attrattiva, una fortissima affluenza, ma ci sarà anche un profilo diciamo, turistico-economico non indifferente, perché credo che impattino tutte queste cose circa tra i 700 e gli 800 pernottamenti, quindi gente che viene qua, che lavora, che produce, che dorme, che lascia comunque del denaro sul tessuto socio-economico, ma che allo stesso tempo lo vive. Sono stato sempre vicino a questa attività di beach soccer, tant'è che quest'anno il Comitato Regionale Sicilia promuove il primo campionato di Serie B regionale in 4 tappe. Ne faremo una appunto a Messina, una a Marina di Modica, una a San Vito Lo Capo e una a Marina di Ragusa, la fase finale alla Marina di Ragusa. Credo che sia un momento importante di promozione del calcio dilettantistico, ma di promozione anche dell'attività di beach soccer. Bisogna portare, come dire, lo sport laddove ci sono gli utenti. In questo caso bisogna portare nello spiaggia e dare ai bagnanti l'occasione di fare qualcosa di diverso oltre che il bagno. Ecco. La Coppa Italia è un evento unico ed è importante perché tutte le 16 squadre delle 2 serie, Pool A e Pool praticamente B, si affrontano in tappa unica a Messina, quindi avremo 16 squadre, partite a cominciare dagli ottavi di finale. Quindi sono tante partite, lo start è previsto per giovedì 27 giugno alle ore 11 e termineremo la domenica. Ancora non abbiamo la data per esigenze televisive che concorderemo nei prossimi giorni con l'emittente dei diritti televisivi che è DAZN, che tra l'altro trasmetterà le partite di Messina in chiaro, quindi dando la possibilità anche ai non abbonati di poterle seguire. È la prima volta che siamo a Messina, è chiaro, ma è anche una volontà di andare in spiagge diverse, non i soliti circuiti e naturalmente la valutazione su Messina è stata fatta molto attentamente, anche per un'amministrazione che si sta proponendo spesso negli sport da spiaggia, anche nel beach volley e in altri. È una città in questo momento molto effervescente per le attività culturali. Ci ha dato una grossa mano d'aiuto proprio nell'organizzazione, che non significa chiedere un contributo quanto trovare dei riferimenti come l'assessore, il sindaco Basile in primis, che sono efficaci e a fianco proprio dell'organizzazione e anche della federazione. Ultime novità in casa Akragas per la scelta del nuovo tecnico. Si gioca inoltre la finale dei playoff Pompei-Modica per la promozione in Serie D. Le giovanili dell'Akragas in fase organizzativa, Mercante e il nuovo tecnico dell'Aragona. Di tutto questo ce ne parla il collega Carmelo Lentini. Parliamo di Akragas, l'ultima pista porta a Giovanni Ignoffo, ex calciatore del Palermo, nato a Monreale, classe 77, la scorsa stagione a Ragusa. Al 90% il prossimo allenatore della squadra biancazzurra potrebbe essere proprio lui. Le chance sono aumentate in questi ultimi giorni e, a quanto si dice, il tecnico è già stato in città ed ha accettato la nuova avventura in terra agrigentina. Da un momento all'altro si attende l'ufficialità della trattativa, che potrebbe arrivare il 1° luglio, giorno dello svincolo dalle società di appartenenza nella scorsa stagione. Stessa cosa vale anche per i calciatori, sia per quanto riguarda la riconferma che i nuovi arrivi. Si ricorda infine che dalla stagione 2024-2025 il numero degli under obbligatori da schierare in campo passa da 4 a 3 per la stagione 2024-2025 e 2025-2026, vale a dire per il prossimo biennio. Una decisione presa in condivisione con le società a seguito del cambiamento della norma sul vincolo e delle variazioni regolamentari dei campionati giovanili professionistici.
Intanto siamo alla conclusione della stagione agonistica 2023-2024 e proprio domenica si gioca l'ultima partita del campionato di eccellenza. Si tratta di Pompei-Modica, match di ritorno della finale dei playoff nazionali tra squadre seconde classificate, in programma al campo Bellucci di Pompei a partire dalle ore 16. Ricordiamo che la squadra partenopea ha vinto a Modica domenica scorsa con il risultato di 2-1. Pertanto la squadra rossoblù della Contea, ricordiamo che è allenata da mister Alessandro Settineri, per conquistare la promozione in Serie D deve vincere con almeno 2 gol di scarto oppure con 1 gol di scarto, ma almeno con 3 gol realizzati, dal momento che i gol in trasferta valgono doppio. Si tratta di una vera impresa, ma nulla è impossibile. In caso di 2-1 in favore del Modica si va ai calci supplementari. E concludiamo con un'ulteriore notizia in casa Acregas. I tecnici Dino De Rosa ed Emiliano Bellavia sono stati i primi ad essere riconfermati e dal prossimo 26-28 giugno effettueranno una selezione di giovani calciatori. Guideranno rispettivamente la fascia A, vale a dire 2010-2011, e l'Under 16 regionale classe 2009. Tra qualche giorno saranno annunciati infine i nuovi allenatori sia della squadra allievi che di quella della Juniores. Il primo stage è in programma mercoledì 26 giugno alle ore 17 allo stadio Esseneto di Agrigento per i calciatori nati negli anni 2008 e 2009. Giovedì 27 giugno invece toccherà ai giovani atleti nati negli anni 2010, 2011 e 2012, sempre a partire dalle ore 17 allo stadio Esseneto. Infine venerdì 28 giugno alle ore 17, sempre allo stadio Esseneto, è prevista una selezione per i calciatori degli anni 2006 e 2007. Per partecipare agli stage è indispensabile, come da regolamento, e consegnare ai tecnici il certificato medico agonistico in corso di validità e il nulla osto della società di provenienza. L'Agregas comunica inoltre che i calciatori nati negli anni 2010-2011 giocheranno nel campionato Under 15 fascia A regionale in virtù della vittoria del campionato provinciale esordienti nella scorsa stagione. Notizie dell'ultima ora: ad Aragona si organizza il prossimo torneo di prima categoria e la società biancazzurra ha scelto il suo nuovo tecnico. Si tratta dell'esperto ex Empedoclino Angelo Mercante, il quale avrà al suo fianco come preparatore atletico una vecchia conoscenza del calcio agregantino, Tony Tilaro. Tecnico in seconda invece sarà Dario Milazzo. Il funambolo estone Joan Rosa attraverserà lo stretto di Messina, ma non a nuoto, camminando su una fune a 265 metri di altezza. Il servizio da Messina. I'm Jan Rosa, slackliner. I am on my way up. I will cross the Messina Strait on a slackline long more than 3.6 kilometers. Over 800 meters more than the current world record. More than 3 hours of crossing, just like Milan-Rome on a high-speed train. Up to 265 meters above sea level, higher than the tallest skyscraper in Italy, and I will do it on a slackline of only 2 centimeters wide. This is my challenge. Vi aspetto. Una straordinaria sfida, una prova senza precedenti, attraversare lo stretto di Messina su un filo. Questa l'impresa che Jan Rose, slackliner estone, tenterà a luglio. La data non è ancora certa, dipenderà dalle condizioni meteo. L'atleta della Red Bull camminerà su una fettuccia larga appena 1,9 cm, a un'altezza di oltre 200 metri sul livello del mare. Rose percorrerà un tratto mozzafiato lungo oltre 3,5 km, la distanza che separa la costa calabrese da quella siciliana. Partirà da Santa Trada a Ville San Giovanni, da un punto del pilone, e cercherà di arrivare al pilone opposto, sito a Torrefaro a Messina.
Un'impresa senza precedenti, con una distanza di attraversamento simbolicamente superiore a ben 30 campi di calcio. In questo modo l'atleta tenterà di infrangere il record mondiale di slackline, superando di quasi 1 chilometro il precedente primato di 2,7 chilometri circa. E questo è tutto per TVA Notizie di oggi. I programmi di TVA vi ricordiamo che si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle ore 15 e alle ore 20 e con replica la mattina alle 9. E questo è tutto e vi auguriamo un buon fine settimana.